dove 6 milioni di cittadini vivono nell'80% dei comuni dichiarati ad elevato rischio idrogeologico, dove oggettivamente sono state censite 6.000 scuole e 531 ospedali che in questi territori operano, è evidentissimo che c'è un problema di messa in sicurezza del territorio e c'è un problema anche di non cadere nell'errore costante e continuo che si fa di dire non ci sono le risorse. La vicenda toscana a novembre, la vicenda umbra sempre a novembre, la vicenda di Emiliana e Toscana ancora di alcuni giorni fa dimostrano che le risorse di emergenza poi ci sono, se ne spendono molte di più, però bloccano l'economia, bloccano l'occupazione, danno un'immagine devastante d'Italia. Il Consorzio di Bonifica per l'ennesima volta in maniera molto concreta rilanciano l'appello alla prevenzione civile che costa meno, è più trasparente, non ferma l'agricoltura, non ferma i territori, non fa contare i morti. Riteniamo sia una sfida di futuro, di occupazione, una sfida di un paese che vuole tornare a crescere, a sviluppare, a fare occupazione, puntando sulla leva dell'identità dei territori e dei suoi valori originali.